Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento del pomeriggio con la nostra linea diretta. Apriamo subito con il primo servizio. Importanti di aiuto. 362 milioni, un avanzo importante, lei lo ha detto. Sì, un avanzo importante che verrà utilizzato per la ripresa in questa regione. Siamo convinti che oltre agli investimenti pubblici debba esserci una forte spinta di sostegno agli investimenti privati e aspettiamo le proposte che vorranno fare i consiglieri regionali per arricchire questo documento che è già ricco di iniziative per sostenere il comparto turistico, il comparto ricettivo, per sostenere le nostre aziende, i consorzi, per sostenere il mondo della scuola, le infrastrutture, per dare una mano ai settori nevralgici della nostra regione che hanno davvero bisogno di avere fiducia nel futuro per portarci fuori da questa situazione. Come è stato possibile che fosse più importante anche di quello dell'anno scorso? Diciamo che da inizio legislatura abbiamo attivato un meccanismo di grande valorizzazione delle risorse, di ottimizzazione delle stesse. In più nell'autunno dell'anno scorso abbiamo avuto conferma da parte dello Stato della garanzia della copertura delle minori entrate che la nostra regione appunto ha dovuto sostenere per effetto della pandemia, e quindi abbiamo avuto un conguaglio di 538 milioni inteso come minor contributo al saldo di finanza pubblica. Questo unitamente a dei rientri e a dei rimborsi ha permesso di offrire all'attenzione della Commissione oggi un avanzo così importante. Cambiamo argomento per dire che un numero di 116 pagine per raccontare una ripartenza sostenibile e sicura all'aria aperta. Open Air è il tema del numero 13 di IS Trieste Lifestyle dedicato all'estate 2021. Il Free Press turistico suggerisce un percorso raccontato dallo scrittore Niccolò Giraldi lungo il golfo triestino da Muggia a Marina Iulia. Un turismo lento, spiega una nota, col passo del viandante attraverso sentieri che abbracciano il golfo. E poi un viaggio più dinamico lungo la ciclabile da Grado a Tarvisio, a cui si uniscono sport e attività sul Carso. E adesso torniamo a Trieste con un altro servizio. Vice Governatore Riccardi, presentato oggi un importante programma di accreditamento di eccellenza sanitaria per l'azienda sanitaria Giuliano Isontina che si presenta con uno spirito particolarmente partecipativo. Sicuramente è un obiettivo importante anche perché fa tesoro delle precedenti esperienze di accreditamento e lo estende alla dimensione nuova dell'azienda che riguarda non solo l'area triestina ma anche l'area isontina. E ha un altro aspetto importante: il processo di accreditamento guarda all'aspetto anche territoriale, quindi è sicuramente un'operazione importante, anche ambiziosa, ma io credo che questo tipo di lavoro consente ad un'azienda di lavorare meglio, e quindi lavorare meglio significa dare risposte migliori ai pazienti, quindi alle persone, e anche un elemento di grande attrazione per i professionisti di maggiore eccellenza che possono guardare a questa azienda con maggiore interesse, e noi abbiamo interesse a fare questo. E adesso parliamo di vicino e lontano, perché indagare le distanze per ridimensionarle, cercando di riavvicinare nel quotidiano le persone e di riannodare i fili spezzati, immaginando una normalità possibile, nella consapevolezza che c'è un prima e c'è un dopo, ma che la ripresa è necessaria, la cultura può esserne un tramite privilegiato.
Queste, nelle parole di Paolo Colombo, presidente dell'associazione Vicino Lontano, erano le premesse della 17ª edizione del festival che si è conclusa nella giornata di ieri a Udine. Disseminato in totale location, anche quest'anno non ha voluto rinunciare ad accogliere il pubblico in presenza. Vicino Lontano non si è mai fermato, aggiunge Paola Colombo, e ha fatto tesoro del valore aggiunto di un'edizione particolarmente complessa, quella 2020, duplicata in digitale e in presenza, per rinnovare nel 2021 il suo appuntamento all'inizio dell'estate, sempre con la massima attenzione alla sicurezza degli spettatori, con un programma di straordinaria attualità immerso nel vivo del nostro tempo. Vivacissimo il seguito digitale, con oltre 600.000 contatti fra sito e social, senza contare la giornata di domenica. E con questa notizia chiudiamo qui questa pagina informativa del pomeriggio. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Vi ricordiamo che gli aggiornamenti saranno inseriti nel nostro sito www.friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon pomeriggio. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.